È una trasmissione vigliacca, fasulla, è un film veramente infame secondo me, non fa onore al giornalismo corretto che invece per fortuna in Italia esiste, però questa è la libertà Watson, come dice qualcuno, per cui ognuno la racconta come vuole. È proprio vero che ti trasformano la realtà in cose negative. Così Luigi Brugnaro si difende dalle pesanti accuse di conflitto di interessi mossegli dalla trasmissione Report in un servizio che da giorni sta scatenando polemiche in città. Andare a mescolare la mafia, andare a mescolare cose che noi abbiamo combattuto, che io in prima persona ho combattuto sempre, è un'azione che soltanto Report poteva fare con i soldi pubblici, una cosa veramente vergognosa. Altre parole non ci sono perché per il resto penso che poi i fatti sono testardi, insomma, perché il tempo è galantuomo e tutto si vedrà. L'opposizione in Consiglio Comunale ha chiesto al sindaco di Venezia di chiarire la sua posizione sui rilievi mossi dalla trasmissione, in particolare riguardo ai progetti di sviluppo per l'area dei Pili, già di proprietà di Brugnaro e poi ceduta a terzi con un blind trust. Io lì non stavo facendo niente, ha fatto vedere l'immagine che io dicevo non facevo niente. Sì, dopodiché hanno cominciato ad accusarmi che non stavo facendo niente. Se vi ricordate sui giornali che non stavo bonificando, che l'area è lasciata a sé. E io ho detto, e cosa posso fare se ho detto che non faccio niente? Allora gli stessi, sempre il buon Casson che ha parlato in televisione, ha detto sui giornali, fai un blind trust. Lui ha detto a me di fare un blind trust, io non sapevo neanche cos'era. L'immagine della città, sostiene Brugnaro, è danneggiata da quanti mettono in piedi operazioni scorrette come questa, accusando di essere un bieco speculatore chiunque dimostri l'intenzione di investire su un territorio. L'imprenditore non è dispregiativo, l'imprenditore oggi è l'eroe di questa città, è l'eroe di questa Italia, li stiamo ammazzando tutti gli imprenditori, con la burocrazia, col sospetto, con la denigrazione. Per forza facciamo fatica a far arrivare gli investimenti, questo è il nostro problema in Italia.